Direttore tecnico Bagnoli, si comincia finalmente anche con Verona Volley settore giovanile, fra pochi giorni si scende in campo con le prime sfide, le prime gare. Quali sono innanzitutto gli obiettivi di questa stagione? Ma essenzialmente l'obiettivo principale è quello di fare una stagione intera senza interruzioni. Abbiamo adottato tutte le precauzioni possibili e immaginabili contro il Covid e siamo contenti dei risultati che abbiamo ottenuto. Adesso la palla va ai ragazzi e speriamo che tutte le attenzioni che abbiamo portato nei loro confronti ci possano dare soddisfazioni e risultati. Abbiamo fatto una squadra per ogni categoria, selezionando attentamente tutti gli atleti per dare loro la possibilità di dare il meglio di se stessi e raggiungere i migliori livelli possibili. Ogni squadra parteciperà a un paio di campionati e già da sabato 2 ottobre inizieremo con la Coppa Veneto. Con la nostra Under 17 faremo anche la Serie D, mentre invece con la Serie C parteciperemo addirittura al campionato di Serie C. Lo staff tecnico è uno staff di grande esperienza, del resto sono loro che sono incaricati di lavorare ogni giorno con questi ragazzi, farli migliorare atleticamente ma anche come persone. Sì, siamo molto contenti dello staff che siamo riusciti a creare questo anno. Abbiamo come preparatore atletico e osteopata Claudio Corradini, come fisioterapista Fabio Rossin, che è anche il fisioterapista della prima squadra. Poi tutte le formazioni sono state affidate a Michele Marconi, Alessandro Marchesan, Stefano Murtas e Sara Bazzoni. Abbiamo anche degli assistenti di alto livello come Alessandro Pallaro, come Marco Argenta, Anna Carla Sara, Francesco Pigozzi e Alice Lunardon. Quindi mi aspetto dai ragazzi grande impegno e tanti progressi.